Ti è mai capitato di imbatterti in una persona proprio completamente inutile, una che non serve a niente, una che non è proprio buona a niente? Guarda, allora in lingua napoletana c'è 50.000 modi per esprimere, per definire una persona che non riesce a quagliare assolutamente niente. Chista è uno scoglio che non fa patella, cominciamo da questo, sì, normalmente sugli scogli insomma crescono le patelle, vengono raccolte almeno quelle, ma chista niente, è totalmente improduttivo, non serve, non è manco buono a fare una patella. Chiste sono sante che non fanno miracoli, è inutile che lo provi a glorificarlo, a santificarlo, sarà pure santo, ma non è buono a fare manco un miracolo. Questa è acqua che non leva sete. Sì, ha fatto una cusarella, ha prodotto qualcosa, come a Napoli mi ha fatto capire tuo Cardil. Sì, però poi alla fine sto poco che ha realizzato è acqua che non leva sete. Chis sono cicere che non si cuociono, sono talmente duri che stanno giorni e giorni nell'acqua a bollire e non si cuociono. Chis non sono buone a niente. Chiste om che non fa carta, è uno insomma che non riuscirà mai a convincere, è uno testardo oltre ogni limite. Chiste sono cuppine che naiscono brore. Questa è una delle più belle perché o cuppine è il mestolo. Ma chi sto cuppine è talmente forato, talmente vecchio, talmente malmesso che non è buono manca e sanno poche brore. Che meraviglia, sono cuppine che naiscono brore. Questa è zizza che non mena latte, quindi figuratevi, proprio non c'è nessuna speranza di ottenere nulla. Oppure questa è una mozzie, un tipo sì che lungo e con una faccia fessa a Napoli è una mozzie e tutto viene dall'Olliano Mavorzio che era questo nobile puteolano. Oppure questa è una galletta di Castellammare, 36 anni per mare, ma anche se spugnate, come devo dire. E quei famosi biscotti, le gallette di Castellammare, quei biscotti duri e senza sale che venivano usati nei lunghi viaggi oceanici. E queste gallette vengono proprio paragonate alle persone testarde, dure di comprendone, che veramente dalle quali non è possibile ottenere nulla. Io adoro la galletta di Castellammare, la frasella di Castellammare, è un cibo poverissimo, eppure il grande testimonial della galletta di Castellammare era un re, era Ferdinando I di Borbone, il marito di Lucia Migliaccio di Floridia, vedova Grifeo di Partanna, quella di Villa Lucia, quella di Villa Floridiana qui al Vomero. E lui adorava la galletta di Castellammare perché se la spugnava calda nel brodo caldo tutte le sere e lei, insomma, grande amore, mandava il suo attendente ogni settimana a Castellammare a comprare le gallette fresche. Insomma, un'altra storia d'amore legata in qualche modo alla galletta di Castellammare, anche se poi la galletta di Castellammare, oltre ad essere simbolo di, diciamo, di cocciutaggine, è anche simbolo di avarizia. La persona avaro o pirchio o puricchiuso, l'allasonata, si viene pure denominato il è proprio da una galletta di Castellammare e poi si aggiunge e mo si spugna sta galletta. Nessuno nasce imparato. O cane, mozzo con stracciato. È bella a fuocarla in coppa a monnezza. O Calendario Napoli 2025, 365 modi di dire, commentati sarcasticamente, diciamo, da Amedeo Colella, il chiattone, e con tutti i cartelli di Pasquale De Stefano, ovvero Pascalo Nummarare. Lo trovate in tutte le librerie, in tutte le cartolibrerie. O parla chiara e fatta per amici.